Porta Capuana era all'ingresso della città e c'era qui davanti uno dei primi mercati. Qua c'erano tanti chioschi, tante bancarelle proprio e anche venditori ambulanti. Qualcuno lo possiamo ancora raccontare. Luciana, e per chi non conosce la sua storia vengo e vi spiego. Luciano, qui dietro di me, storico per la zuppa di cozze, qui a Porta Capuana, ma dove nasce? Nasce proprio in mezzo qui al mercato. Lui vendeva in giro obror e purp, e vendendo obror e purp Mattiuccio, di famiglia di pescivendoli, che poi negli anni, nel 46, aprì una bottega, cioè una botteguccia proprio, un piccolo luogo dove faceva obrori purp, o a carnacotto, o soffritta, a zuppe cozze. Ma se lui si chiamava Mattiuccio, perché oggi porta il nome Luciana? Luciana, allora Luciana, Do Luciano Re Borgo Marinaro, ok, Luciana era quello, ma qui c'è un altro significato. Viene da Luciana, che era la moglie di Mattiuccio. Luciana era questa donna tipica mediterranea, scura e pelle, e questa, anzi, la moglie Luciana, che era questa donna con tuppo, mandasina, bella cianciosa, che stava sempre nella puteca. Ma sta Luciana che passa e spassa, scialle russe, pattenesse. E infatti alcuni ricordano proprio a Da Luciana, però visto che a bottega, a botteguccia l'aprì Mattiuccio, diventò Luciana, che dal 1946 fino all'inizio degli anni 90, che poi morirono, quindi chiusero un anno, aprirono poi qui, dov'è la sede oggi. Luciana, ormai locale storico, tiene 80 anni, dagli anni 1946 ad oggi sono passati 80 anni, che ancora oggi a zuppe cozze è storica. Luciana, Porta Capuana, è buona storia.